12 dicembre, giornata nazionale delle persone scomparse. Per mantenere viva la speranza, per sensibilizzare l'opinione pubblica, l'associazione Penelope, che segue da anni la piaga degli scomparsi, si è attivata chiedendo alle istituzioni di dare un segno, accendendo una luce verde o lanciando un messaggio di partecipazione e vicinanza. In tanti, anche se non tutti, hanno aderito paesi come la vicina Loria, ma anche città come Vicenza, Treviso, Verona, Venezia. Ci si aspettava che all'appello rispondesse anche Bassano del Grappa, dove vivono i genitori di Milena Bianchi, la ventenne svanita nel nulla nel novembre del 95 durante un viaggio studio, il cui corpo venne ritrovato solo 16 mesi dopo, sepolto in Tunisia. Mamma Gilda Milani e papà Bertillo Bianchi furono i fondatori di Penelope Veneto. Loro abitano a Bassano, ma qui, nonostante l'invito, non viene accesa alcuna luce verde. Mi aveva veramente stranito che il comune di Bassano non avesse risposto e quindi ho informato Gilda, che si è attivata immediatamente in prima persona chiamando la segreteria del sindaco. Il diniego è stata un'ulteriore sorpresa perché, per carità, la scelta di non aderire all'iniziativa di Penelope perché il comune, a seconda di quello che proprio la segretaria ha riferito, non aderisce a questo tipo di iniziative per nessun tipo di associazione. Se da un lato ci può stare, io credo che un'associazione che si occupa del dolore delle famiglie degli scomparsi del Veneto non sia un'associazione che sta, non so, tentando di vendere qualcosa o di farsi pubblicità per un motivo. Nessuno di noi ha bisogno di pubblicità. Quello che noi vogliamo evidenziare è che ci sono centinaia di persone che ancora non sono state ritrovate e per le quali le ricerche sono state sospese, ma le famiglie non si rassegnano. Come quella del rosatese Luciano Bizzotto, dei trevigiani Marianna Cendron, Mario Bonduan, dell'intera famiglia Durante Guarnieri, delle padovane Isabella Noventa e Samire Lattar, solo per citarne alcune, persone svanite nel nulla per cui le famiglie mai si sono arrese, mai hanno smesso di cercare, mai hanno smesso di sperare di poter almeno piangere sui loro corpi senza vita, perché almeno se ne sarebbero fatti una ragione. Questo era un gesto di solidarietà che secondo me poteva essere fatto con la luce verde, ma anche con altre modalità. Questo veramente mi ha colpito perché io conosco Gilda Milani, so quello che ha fatto, un'attenzione di questa donna che è durata una vita, veramente una vita, e secondo me andava in un qualche modo anche ricompensata. Io mi auguro che il prossimo anno Bassano sia proprio un capofila, no? di iniziative magari organizzate per tempo per le persone scomparse. Considerando che Bassano ambisce a essere città leader della famosa area vasta, città che dovrebbe dare l'esempio ai comuni del comprensorio.